Siamo davanti al ristorante giapponese Sushi Nagano di Pieve di Soligo per cercare di chiarire una vicenda che ha fatto molto discutere non solo nella comunità di Pieve di Soligo ma in tutta l'Alta Marca Trevigiana. Norovirus, un virus contratto da circa 15 persone che avrebbero mangiato delle alghe, un'insalata di alghe abbinata al sushi all'interno di alcuni ristoranti giapponesi presenti nel distretto della AS di Pieve di Soligo. Siamo qui proprio al ristorante Sushi Nagano che ha avuto dei problemi per questa notizia che si è diffusa in questi giorni, in queste settimane, per cercare di aiutare i ristoratori della zona che affermano appunto di non aver nessun collegamento con i fatti accaduti all'interno di questo distretto. Venite a capire con noi questa vicenda. Ecco, ciao Davide. Siamo venuti qui per chiarire una vicenda davvero molto triste che ha creato dei problemi a te, alla tua famiglia e al tuo ristorante. I clienti sono diminuiti e tu dici non è giusto perché io all'interno del mio locale ho sempre cercato di rispettare le norme igienico-sanitarie. Questo norovirus e questa gastroenterite che avrebbe colpito diverse persone che hanno mangiato in alcuni ristoranti giapponesi del distretto di Pieve di Soligo e quindi tu dici non è giusto che il mio ristorante che ha sempre rispettato le regole purtroppo debba rispondere per chi non ha fatto la stessa cosa, per i tuoi colleghi di altri ristoranti di questo distretto che non hanno adottato le stesse accortezze. Non è come mangiato qua, perché se siamo tutti clienti, mangia qua, mangia bene. Non mai è successo come ti ci fa male. Quindi nessun cliente del tuo ristorante è venuto qui e ti ha detto io mi sono ammalato mangiando a Sushi Nagano. Mai, impossibile, non mai. Siamo qua, tutto come i clienti hanno mangiato, no? Tutti si dice buono, perfetto, ottimo. Poi anche mangiato anche in altri piatti, no? Assaggia tutto. Perché non c'è successo come si dice la male, la pancia, qualcosa, niente. Tutto bene, perfetto, no? Anche mangia bene, comodo qua per mangiare anche bene, siamo anche gentili, no? Quando siamo fatto al ristorante, come lavoro, importante devo pulito bene, no? Anche quando fare tagliato pesce, sempre quando pulito mano, poi metti i guanti, poi era tagliato pesce come pulito pesce, poi metti sulla tidole, meno 22 gradi. Poi quando è arrivato a 22 gradi, no? Poi tiro fuori, metti a tatta, anche la etichetta. Dopo metti sul gelato, frigo gelato, meno non passa 22 gradi, messo 36 ore, poi porta su per consumo. Quindi tu ci stai dicendo che nel tuo ristorante tutta la filiera, tutte le norme igienico-sanitarie vengono rispettate alla lettera. Sì. Nel tuo ristorante vengono serviti prodotti che vengono dalla Cina e che vengono dall'Italia, giusto? Quali sono i prodotti che vengono dalla Cina? Sono come vieni in Cina, siamo qua soprattutto come la riso, Il anche lo riso spaghetti gli spaghetti. e soia, spaghetti, anche la poco consumabile siamo qua compra in Cina, no? Sai? Per tutti gli altri Il pesce dove lo prendi il pesce? invece siamo tutti a comprare al mercato italiano, anche se sono a metro. Siamo tutto preso come fresco, nuovo, fresco. Allora, adesso noi andiamo dai tuoi cuochi. I tuoi cuochi sono molto giovani, come vedo. Vi chiedo il nome, come si chiama lei? Ciao, mi chiamo Jimmy. Jimmy. Ciao Jimmy. E lei come si chiama? Ale. Ale. Ecco Jimmy, ci hai portato un piatto con le famose alghe, l'insalata di alghe, che ha creato tanti problemi ai clienti di questi ristoranti giapponesi che hanno purtroppo contratto la gastroenterite da norovirus. Io ti chiedo, Jimmy, come viene realizzato il piatto che viene poi portato ai vostri clienti? Quindi quando le alghe vengono tolte dal freezer, che cosa fate voi? Le lavate? Come le preparate? Sì, cioè ovviamente tiriamo fuori la scatola che contiene le alghe dal frigo, prendiamo le bacchette, ovviamente non con le mani perché sono sporche, lo lavo con bacchette, mettiamo sul piatto, portiamo qui, ovviamente con le mani. Quindi secondo te perché in questa partita sfortunata di insalata di alghe c'era questo virus? Perché non sono state adottate le normali, le minime regole igienico-sanitarie o ci sono altri motivi? Ah, penso forse Proprio per questo. non hanno messo bene dentro il frigo o messe fuori. Cioè, la prima regola è la pulizia, mantenere pulite le mani, lavate bene, indossando le guanti, se no non si può toccare niente. Siamo qua sempre comprato come una pesce, no? Dal mercato italiano,
Anche quando siamo lavorato, tutto pulito in mano, metto guanti per inizio lavoro. Anche pulito da tutto il locale, qua da tavolo, anche da fuori, anche da tutto. Comunque siamo importanti per pulito bene per lavoro.